Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Un buon pesce d'aprile a tutti, o meglio, un buon primo aprile e ben ritrovati nel nostro appuntamento con l'oroscopo di Radio.0. Anche in questo inizio mese andiamo subito a sentire cosa ci dicono le stelle oggi. Iniziamo dagli amici dell'Ariete. Se vi tenta un'evasione fuori dalla routine, pensate a un modo semplice ma divertente per trascorrere una Pasqua rilassante e allegra con chi amate. Potreste inoltre finalmente ricevere una notizia oggi che porterà a compimento un vostro importante progetto. Toro, fedele alle tradizioni familiari, la giornata non delude le vostre aspettative, procedendo sui binari della serenità e del buon umore. State attenti ai pessimisti che vi vorrebbero trascinare dalla loro parte, mettendo in discussione i vostri simboli e valori. Gemelli, la luna in Sagittario vi pone interrogativi rispetto a un viaggio, a un messaggio ricevuto e una persona che vi piace ma ancora non si esprime. Alcune domande sono legittime, ma prima di cercarle fuori provate a indagare dentro voi stessi. Cancro, tutto procede secondo la vostra agenda, i programmi odierni sono al sicuro e l'avvicinarsi della Pasqua vi mette piacevolmente di buon umore. Smaltito il passato, liberandovi dai pensieri inutili, vi godete le sorprese del presente, tempo per voi di trasformazioni. Leone, sciogliere gli indugi per spezzare il tran tran quotidiano e programmare una pausa straordinaria dal lavoro è possibile oggi grazie alla luna. Un'occasione insperata vi consentirà di soddisfare una piacevole curiosità, non lasciatevela sfuggire. Vergine, con la luna in Sagittario, soprattutto per quanto riguarda gli spostamenti, si preannuncia qualche intralcio, organizzatevi adeguatamente. Fate riferimento alla logica, al collaudato metodo di lavoro per sventare un periodo di confusione. Bilancia, non c'è passaggio più adatto per ricevere notizie, auguri e messaggi spiritosi di quello della luna in Sagittario. La mattinata si fa davvero entusiasmante. Se ci saranno prove da sostenere avrete il giusto spirito, brillante e leggero per affrontarle. Scorpione, la tranquillità del cielo primaverile si riflette sul vostro stato d'animo, trasmettete e ricevete certezze che aiutano a superare i momenti di inquietudine. Avete una bella occasione di fare ciò a cui tenete di più, un'opportunità che non capita spesso. Sagittario, giovedì ricco di promesse, l'imminenza delle festività pasquali e del relax a cui avete intenzione di dedicarvi tra poco ha su di voi un effetto rasserenante. La vostra parola d'ordine è rilassamento, per cui hobby e svaghi di ogni genere saranno la ciliegina sulla torta. Capricorno, prima di tuffarvi nel clima festoso della Pasqua, amici del Capricorno, e assaporarla nei suoi aspetti più piacevoli, oggi meditate sui suoi significati simbolici e spirituali. Passate queste ore in pace, lontano da stimoli troppo forti, rispettando i vostri modi e i vostri tempi. Acquario, armonica al segno, la luna in Sagittario è una fonte inesauribile di sorprese, giornata quindi di novità e notizie inaspettate che movimentano piacevolmente questo inizio mese. Cosa vorreste trovare nell'uovo di cioccolato? Provate a esprimere un desiderio, potrebbe essere esaudito. Pesci, dal baule in cui conservate i vostri sogni emergono ricordi del passato che vi rattristano e vi imprigionano. Provate a tirarli fuori e fatene un bel falò. Umore in risalita per la Pasqua, ma oggi e domani fate un po' di attenzione, qualcosa vi incupisce, qualcosa farà fatica ad emergere. È tutto quindi dalle stelle di Radio.0 per questo inizio del mese di aprile, vi auguriamo una buona giornata e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0